Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Giuseppe sul mio canale Peppe Gep 93. Oggi sono qui per fare una parodia di una canzone non melodica che sta letteralmente facendo un reboot. Ora la andremo a vedere insieme e ci faremo due risate analizzandola un po'. Ok? Partiamo. Come fai? Ma non capisco cioè, voglio però ho saputo che questa ragazza è stata denunciata da Drake perché fa un balletto simile al suo, comunque capite, gli ha rubato il copyright, però bisogna vedere quando è stata pubblicata questa canzone, perché può essere che è stata prima, quindi è Drake, comunque non balla che non lo capisco che fa, balla, come capo voglio io dico una cosa, pare facile, però se voi vedete, cioè io sta pure assettato, e sta pure assettata tutta storta, sta capì? Quindi o ballette, o fa pure storta, quindi c'è un po' di talento, io non lo so, ballare, forse fatti una bella carriera da ballerina, sì, casomai nelle radio poi, puoi avere tanto successo come ballerina nelle radio. Poi capo, più che cresce, a vostra ma che è sto cosa? Poi io mi ho preso. Comunque mo provo a ballare pure io a tempo di musica. Facciamo ballare lei che forse è un po' meglio. Che poi non è detto che forse è proprio meglio, beh, non lo so. Dove sei? Sto cercando da questa mattina, non fare il cretino, non scherzare con il fuoco, se mi incazzo sono guai, tu lo sai. Oh, e ce la fai mettere una scopa a chi? Se noi non sta facendo dice una parola, stai parlando solo tu lo sai, tu non lo sai, facci dice una parola a chi? Ma sputa un po' in te. Mannaggia. Non ti puoi permettere di fare quello che ti pare, giuro. Tu sei mio, sono mio, lo so io, lo sa Dio. Anzi, ma vorrei che l'unico che non sa per provviste, sono mie, se tu sei mia, lo sa Dio, lo sa tu quanto, ah sì, io sì, è l'unico che non sa per provviste, secondo me per provviste che non sa. Sono stronzo, torna a casa, voglio pure le tue scuse quando bussi alla mia porta. Voglio i fiori, anche una torta. Il cappello alla romana, viva viva la Befana, ma oggi capite che si chiama Befana, sei concertato in questa maniera, stai, eh? Non strapparti sulla faccia questo riso di mestiere, non venire troppo tardi che mi aspetta il parrucchiere. Anzi, il parrucchiere ti sta aspettando, cioè io già mi immagino un parrucchiere che non sta faticando, un cliente tra l'altro, scusate, voglio fare un taglio, no, non sto aspettando a quello perché a quello c'ha già fuoco capello, voglio io, ma ci metto proprio con l'impegno per ci fare sto capello, voglio che si mette loro sano, perché solo non si spiega sto capello che tiene, che poi già è pettinato, che da fare da sto parrucchiere, non capisco. Vabbè, vuoi in due parrucchiere, stai aspettando un parrucchiere, vabbè, vai in due parrucchiere, ti stai aspettando, non, però non va da... Io non mangio dolce, scappo che alle 4 sto in palestra. Se ti viene un po' di fame ti scaldi una minestra. Non sporcare, togli tutto, non mangiare sopra il letto. Questa volta mi hai capito, credo di aver detto tutto. No, no, non è che credi di aver tutto, vedo buono che stai parlando a mezz'ora, si tiene qualche cosa dici, tu c'è il mo, così ce l'ho pensiero, così mi chiamano, vaga pure, io non voglio, un povero voglio, non se l'è venuto, non hai detto una parola, ha fatto trasa, stai, poi non mangiare sul letto, ma che tenete 15 anni, che state già a vivere insieme, non mangiare sul letto, ti scaffare manestra, non capisco, ma che cazzo di storia, io una storia assurda, però andiamo a vedere un po' la storia, o Guaglione si dice qualcosa, non lo so. Mi ascolti, ci sei ancora, non parli perché O dici pure perché non parli, stai parlando solo tu, stai facendo un monologo di questa maniera. Quelli che non parli, perché non parli? Se io fai parlare, penso che dici qualcosa. Io mi pare che mo forse le dici qualcosa, sentimi che dici, voglio sentite, sentite. Perché mi hai rotto il cuore, povera me, la fine di un bicchiere, le fatte fa e tutti i pezzi fra le mani, se vuoi tenere, cattiva come sei nel mare, lì
la fine di un bicchiere mi hai fatto fa. Cioè, io mi immagino coro, che si cammina con i piedi in mano e poi che sta male. Però è bella la fantasia, che questo, o coro mille pezzi fatta così, e che le cammina con i piedi in mano, dici, ma poi che sta male, perché tanto non... vabbè. Andiamo avanti, che non è ancora niente, ma andiamo avanti. Io resto qui, lontana da te. Ma come io resto qui lontano da te, che sta a fianco a te, lontano da te. Aspetta, no, forse te ne c'è che le dei primi in palestra, o un tuo parrucchiere, comunque te ne che fa, ma adesso se ne va. Tu ti stai a casa, fai buono, e mangi sul letto, e mangi da minestra, mangi tutte quelle che cazzo vuoi tu, e poi quando torni, cioè, fai tu a capo tanta a esse, capito? Brava, hai ragione, bella, frate mio, frate più. La tua arroganza, le tue false verità e convincete, ma chi cazzo sei? Non si padrone niente, io so solo me, ma vaffanculo. Comunque è confermato che il fatto che ero solo io, lo sapevano tutti quanti a fuori che io. Infatti, ti sono come io, ma fa che stava spartendo già il proprietario in me, capito? E poi io sono che curava, ma che cazzo sì, bravo, voglio no, io ti stimo, voglio, che tu veramente in quel momento sei proprio quello che fosse fatto pure io, fosse mandato a fanculo, e bravo, sì, infatti, bravo, numero uno, numero uno, numero uno. No, io non lo so fare, cioè, io però avrei detto la verità, pare facile, cioè pare che tu la vedi che fa solo così, è così. Però nessuno sa fare, io ho visto tante video in coppa YouTube, i parodini, nessuno ha saputo fare, poi io ti dicevo, allora un po' di talento c'è, forse a cantare non può cantare, però a ballare, no, perché vedi che è difficile, io mi ci ho messo proprio con l'impegno, sto facendo così e così, ma non già, poi vedi, poi pure visto, cioè, pure da sotto, io non ci riesco, poi anzi sfido chiunque, faccio dei video proprio provando a sballo, perché anzi poi e me le dovete pure mandare, perché io voglio imparare a sto ballo. Cosa fai? Non mi trattare come una bambina. Certo che ho ragione, quello che ti ho detto è poco. Tu mi appendi, te ne vai, ma chi sei? Se ti sto davvero dentro al cuore come a volte giuri raro. Resta a casa, non vai via, stai con me, ciccio mio. Non le inventi tante scuse, non le guardi tante cose che di me non te ne importa. La fai bene la tua parte. Voglio più forte me, il cappello alla romana, viva viva la Befana. Voglio proprio, cioè ci sta, cioè se voi lo guardate che la frase là, sentite, il cappello alla romana, viva viva la Befana, voglio ci sta, però, cioè mi dai scusate, a me mi viene spontanea di questa cosa e la voglio dire, l'ho detto prima e la dico mo e la dico pure domani, dopodomani, ogni volta che ascolterò sta parte dirò il cappello alla romana, viva viva la Befana, punto e basta, non penso per niente, basta, 30 secondi ma l'era lì questa cosa. Per quante cose che ti faccio sembro la tua cameriera. Tu invece pensa al tuo lavoro, la tua vita, la carriera. Però quando è troppo adesso scendi dalla giostra. Io non faccio più la scema, non riscaldo più minestre. Cambio casa, cambio tutto, fuori il mondo già mi aspetta. Questa volta passi e chiudo che ci siamo detti tutto. Mi ascolti? Ci sei ancora? Non parli perché... No, sta volta proprio mi ci ha reso, hai parlato talmente veloce che non ci capito. Ci sono tutto solo che non riscaldi più le giostre, che fuori ti aspettano delle minestre, ne hai capito? Ho sentito delle parole alla rinfusa, però non chiedo di più, va bene, ho capito già tanto, va bene, scusa, ne hai capito le minestre? No, le minestre e poi capite le giostre, no, non lo so, no. Perché mi hai rotto il cuore, povera me. La fine di un bicchiere l'hai fatto fa e tutti i pezzi fra le mani se vuoi tenere. Cattiva come sei nel mare li butterai. Io resto qui, lontana da te. La tua arroganza, le tue false verità e convincete. Ma chi cazzo sei? Tu ti
concludo qui questo video perché penso di aver superato un mio limite che mi ero, diciamo, prefissato, sono a 11 minuti quasi, però dico però con tutta sincerità che mi sono divertito molto nel farlo, è stata una cosa spontanea ed è questo il mio modo di divertirmi e di divertire voi. Spero che vi siate divertiti, che comunque vi sia piaciuto, che avete passato questi 10, 11, 12 minuti quando sono in spensieratezza, che vi siate fatti almeno una risata perché qualcuno forse l'avrà ingarrata come battuta. E niente, ci vediamo al prossimo video, spero che vi sia piaciuto, più di questo non posso fare, anche con gli strumenti che ho a disposizione non mi permettono di fare chissà che grande capolavoro. E niente, ci vediamo alla prossima e ciao da Jep, ci vediamo, ciao a tutti.